conoscere i segreti su come nasce una composizione musicale dalla voce dello stesso autore. È una formula unica e speciale quella delle lezioni di suono proposte da Marco Angius, direttore artistico musicale dell'Orchestra di Padova e del Veneto, e organizzate in collaborazione con l'Università di Padova e il Teatro Stabile del Veneto. La terza edizione, dopo i successi ottenuti con i cicli che hanno visto ospite Salvatore Sciarrino e Ivan Fedele, propone quest'anno 3 incontri a partire dal 4 aprile con Giorgio Battistelli, uno tra i più apprezzati autori di teatro musicale sulla scena internazionale e compositore in residenza dell'Orchestra di Padova e del Veneto per il 2018. Lei adesso è qui in residenza, farà un lavoro assieme all'orchestra, già avete potuto suonare assieme? Abbiamo completato le prove del mio nuovo brano scritto appositamente per l'Orchestra di Padova e del Veneto, che è Ex Forma 2, e poi avremo i 3 appuntamenti di lezioni di suono, che saranno appuntamenti che centreranno una problematica fortemente attuale e moderna, nel senso di essere fortemente radicata nel nostro tempo, che è il rapporto tra lo sguardo e l'ascolto, e quindi tra l'orecchio e l'occhio. Questo è un nodo problematico molto forte che si deve porre naturalmente chi scrive musica, forse se lo deve porre anche chi scrive poesie, chi scrive un romanzo, chi decide di fare un film. Ci vuole parlare di questa composizione che ha scritto proprio per l'Orchestra di Padova e del Veneto, com'è, quali sono le caratteristiche? Il titolo è Ex Forma. In questo lavoro ho cercato di toccare un problema a me molto molto caro, particolarmente caro, perché è il rapporto tra ciò che si pensa e ciò che si scrive. In questo passaggio ci sono sempre delle perdite, la perdita non è mai piacevole, allora ho voluto recuperare quei pensieri, quei materiali, quei suoni che ho messo in periferia durante il percorso della scrittura. 3 lezioni concerto tenute dallo stesso compositore. Le lezioni di suono saranno l'occasione per esplorare altrettante opere di Battistelli, a partire dalla riflessione sul rapporto con il passato reinventato e riscritto del combattimento di Tancredi e Clorinda da Monteverdi, passando attraverso L'imbalsamatore, monodramma satirico sulla rivoluzione russa e sulla figura di Lenin, per concludersi con il confronto con la drammaturgia di Antonin Artaud. Con la residenza di Battistelli si apre anche un percorso di studio per l'orchestra. Sì, siamo molto felici che Giorgio Battistelli sia il nuovo compositore in residenza, perché il suo rapporto proprio di lavoro con l'orchestra, di crescita comune come sarà in questo periodo, è una delle cifre, diciamo così, che ogni anno si ripresentano nel periodo primaverile, e dopo Salvatore Sciarrino e dopo Ivan Fedele adesso è il turno appunto di Battistelli, che imposterà il lavoro con l'orchestra sul tema della stagione, che è appunto Teatri del Suono, e quindi con 3 lavori che verranno presentati nel corso delle lezioni di suono. C'è anche un'opera scritta appositamente per l'orchestra. E anche questo rientra nella residenza. Noi abbiamo commissionato a Giorgio Battistelli un lavoro che si intitola Ex Forma 2 e che in qualche modo indaga sull'inquietudine del compositore per ciò che viene escluso dal processo compositivo, e quindi è come se Battistelli in questo caso si concentrasse non sulla struttura portante come centro dell'opera, ma proprio su ciò che il compositore è costretto in qualche modo ad escludere nel suo percorso compositivo e che invece viene valorizzato e viene reintegrato nel tessuto orchestrale, diciamo, anche nel tessuto compositivo.